Eder. Mech. Pallister. È il suono della verità o solo un rumore difficile da decifrare, destinato a restare tale? Questo è l'interrogativo che aleggia attorno alla registrazione audio catturata dalla telecamera di sorveglianza situata nel garage di Via del Ciclamino. Il file in questione ha immortalato due momenti cruciali. La sera del 3 ottobre 2023, alle 22:13, istante in cui Pierina Paganelli è stata brutalmente uccisa, e la mattina successiva, tra le 8:09 e le 8:20, quando Manuela Bianchi ha scoperto il cadavere e, dopo un ritardo di ben 11 minuti, ha allertato i soccorsi. Adesso, mentre l'inchiesta avanza e si avvicina a una decisione sulla possibile scarcerazione di Luis da Silva, l'uomo in carcere dal 16 luglio con l'accusa di omicidio, l'attenzione si concentra sulle perizie fonometriche commissionate dalle parti. Questi accertamenti tecnici, ancora in attesa di deposito ufficiale, potrebbero fornire nuovi elementi decisivi per il caso. In particolare, un aspetto cruciale emerge dall'analisi condotta per conto della procura: l'identificazione di una voce maschile all'interno della registrazione effettuata la sera del 3 ottobre. Secondo indiscrezioni, dopo aver isolato e raffinato i suoni ambientali, gli esperti avrebbero individuato un suono distintamente riconducibile a una voce di uomo. Udita subito dopo le terribili urla della vittima, l'aggressione mortale, durata circa 11 secondi, si è consumata in un lasso di tempo brevissimo, ma le tracce sonore potrebbero offrire una nuova chiave di lettura sull'identità dell'assassino. Non è ancora chiaro se le parole pronunciate dalla voce maschile siano state decifrate con sufficiente nitidezza e, soprattutto, se sia possibile attribuirle con certezza a una persona specifica. Se così fosse, la prova audio potrebbe diventare un tassello fondamentale per confermare o smentire la colpevolezza di Da Silva, ma l'elemento più sorprendente non si esaurisce qui. Sempre nella registrazione della notte dell'omicidio, i tecnici hanno isolato un'ulteriore traccia vocale, questa volta femminile, un dettaglio che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi. Si tratta della voce della stessa Pierina Paganelli, magari alterata dal dolore e dalla paura, oppure indica la presenza di un'altra donna sulla scena del crimine. La rilevanza di questa seconda voce è emersa anche nel corso dell'incidente probatorio volto a cristallizzare la testimonianza di Manuela Bianchi. Nel corso dell'udienza, il pubblico ministero Paolo Paci ha sottoposto alla testimone una domanda diretta, facendo riferimento ai risultati dell'analisi fonometrica. Può confermare che, al momento dell'omicidio, si trovava in casa al terzo piano, insieme a suo fratello e a sua figlia? Un quesito che ha alimentato il sospetto di possibili incongruenze nei racconti forniti in precedenza. Bianchi, tuttavia, ha ribadito la sua versione dei fatti, confermando in aula che quella sera non era presente nel garage, bensì all'interno dell'abitazione. L'esito definitivo delle perizie fonometriche potrebbe dunque rivelarsi decisivo per l'inchiesta. Se le voci identificate riuscissero a essere attribuite con certezza a specifiche persone, l'intero quadro accusatorio potrebbe subire un ribaltamento. Al contrario, se dovessero restare frammenti sonori privi di un'identità chiara, il loro valore probatorio resterebbe limitato. Nel frattempo, la difesa di Luis da Silva attende con crescente impazienza il deposito ufficiale delle analisi. Se l'audio dovesse dimostrare la presenza di un'altra persona sulla scena del delitto, il castello accusatorio nei confronti dell'imputato potrebbe vacillare. D'altro canto, se la voce maschile risultasse riconducibile a lui senza margine di dubbio, l'inchiesta potrebbe avvicinarsi a una svolta decisiva. L'indagine resta aperta, in bilico tra suoni indecifrabili e il desiderio di una verità inconfutabile. Era il 24 e il 25 dicembre quando proprio su questo canale per la prima volta abbiamo fatto sentire un audio in cui si percepiva una voce femminile presente il 3 ottobre sulla scena del crimine. La tonalità di questa voce permetteva di escludere senza ombra di dubbio che si trattasse di Pierina Paganelli o di Valeria Bartolucci. A voi la riflessione sulle istanti che potrebbero essere state coinvolte quella sera nell'azione. È chiaro che se la procura chiede a Manuela se lei fosse presente sulla scena del crimine, lei dirà di no perché in caso contrario verrebbe immediatamente arrestato. Così come affidare la condanna di Luis alle accuse di Manuela, che ovviamente
e l'alter ego del colpevole in questo caso specifico è una follia giudiziaria. Quando la scorsa estate ho letto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Luis e soprattutto tutto ciò che partiva dalla Cam 3, a me veniva francamente da ridere a pensare di come gli inquirenti facessero i salti mortali nel tentativo di spiegare che quella persona indecifrabile fosse Luis. Col senno di poi ho avuto ragione io a dire che ciò fosse impossibile, hanno avuto torto loro. Adesso quindi fa ridere che appena esce un audio si tende a pensare invece alla voce femminile, a una presenza ipoteticamente maschile e chi sarebbe Luis da Silva. Fanno quindi bene sia l'Abruzzone che gli avvocati di Luis a diffidare di qualsiasi operazione in corso, perché qualsiasi cosa esca o si sospetti viene automaticamente sempre attribuita a prescindere a Luis. Il mistero attorno al cellulare di Francesca Deidda si infittisce, aggiungendo un nuovo tassello al già complesso mosaico investigativo che circonda il suo brutale omicidio. La donna, 42 anni, è stata assassinata a martellate dal marito Igor Sollai la notte del 10 maggio scorso, mentre riposava sul divano della loro abitazione a San Sperate. Fin dall'inizio delle indagini, 2 oggetti chiave della vicenda erano risultati introvabili. Il telefono della vittima e l'arma del delitto, una mazzetta da 1 chilo con cui Sollai l'ha colpita alla testa. L'uomo, arrestato 2 mesi dopo il crimine e da allora in carcere, ha sempre sostenuto che la moglie fosse uscita spontaneamente di casa, cercando di costruire una narrazione di allontanamento volontario che però non ha mai convinto gli investigatori. Le ricerche condotte dai sommozzatori nei fondali dello stagno di Santa Gilla, a Cagliari, non hanno portato al ritrovamento né della mazzetta né del cellulare. Questo ha fatto emergere una nuova ipotesi: quei 2 elementi cruciali potrebbero non essere stati gettati in acqua, come si era inizialmente supposto. A dare una svolta inaspettata alle indagini è stato un evento avvenuto a settembre, 4 mesi dopo il delitto e quando Igor Sollai era già detenuto. Il telefonino di Francesca Deidda, creduto disperso, si è improvvisamente riacceso ed è rimasto attivo per 7 ore e mezza, agganciandosi a un ripetitore situato ad Assemini, a pochi chilometri da San Sperate. Questo dettaglio ha acceso immediatamente i riflettori su un nuovo scenario. Se il cellulare non è mai stato gettato in mare, chi lo aveva in quel momento? E perché è stato riattivato proprio in quel periodo? L'attività registrata dalla cella telefonica di Assemini lascia intendere che l'apparecchio fosse in movimento o comunque utilizzato in qualche modo, anche se non è ancora chiaro se siano state effettuate chiamate o inviati messaggi. Gli inquirenti stanno cercando di capire se qualcuno abbia deliberatamente nascosto il telefono dopo il delitto e lo abbia riacceso mesi dopo, forse per curiosità, o se ci sia un legame più diretto con la rete di contatti di Igor Sollai. Parallelamente, resta il grande interrogativo sull'arma del delitto. La convinzione che la mazzetta sia stata lanciata dal ponte della Scafa è stata ormai accantonata, poiché le ricerche subacquee non hanno dato alcun esito. Ciò significa che l'arma potrebbe essere stata occultata altrove, forse con la complicità di qualcuno. Se il cellulare è riemerso in circostanze così insolite, gli investigatori non escludono che anche la mazzetta possa trovarsi ancora da qualche parte, nascosta in un luogo inaspettato e magari ancora recuperabile. L'attivazione del cellulare ha aperto una pista che gli inquirenti stanno seguendo con grande attenzione. Le analisi dei tabulati e dei dati di rete potrebbero rivelare chi ha avuto accesso al telefono e, soprattutto, se vi siano stati tentativi di cancellare dati o manipolare informazioni. Nel frattempo, la posizione di Igor Sollai si fa sempre più critica. La sua versione dei fatti è stata più volte smontata dalle prove raccolte e la riapparizione improvvisa del cellulare della moglie aggiunge un ulteriore elemento che potrebbe smentire definitivamente il suo racconto. C'è ancora qualcuno, fuori dal carcere, che potrebbe sapere di più su cosa è accaduto a Francesca Deidda dopo la sua morte, e soprattutto, chi ha maneggiato il suo telefono a settembre. Domande che potrebbero portare presto a nuovi sviluppi e, forse, a nuove responsabilità nell'ambito di un caso che ancora non ha svelato tutti i suoi segreti. Ovviamente prima di qualsiasi congettura, il sospetto è che qualcuno lo abbia semplicemente ritrovato e acceso per curiosità. Fratelli Cortelli, l'anno scorso in tempi non sospetti tu, Eder, avevi sottolineato come Sebastiano incontrasse non poche difficoltà nel pronunciare il nome Rossoni.
Oggi emergono particolari che ne spiegano la motivazione. La pescheria inserita nel centro commerciale in questione è l'anello debole della catena dell'alibi di Visentin. Andiamo con ordine. La sera del 13 dicembre i coniugi Visentin c'erano presso una coppia di amici rumeni. Si allontanano per tornare a casa con la stessa automobile e poco dopo Lilly risulta localizzata per incappare mezz'ora in prossimità della Rossoni. Sappiamo che l'indomani Sebastiano salta la tappa Rossoni perché la lavorante dichiara che arrivando sul posto di lavoro alle 07:30 trovava i coltelli già depositati e che Sebastiano non si è mai presentato. Aggiunge un particolare prima sconosciuto, che riveste la massima importanza. La lavorante dichiara che i coltelli in questione non erano coltelli idonei a lavorare il pesce, circostanza inedita ed eclatante soprattutto per uno specialista affilatore impiegato a questa mansione in maniera abituale e professionale da anni. Ma esiste una spiegazione. La sera prima, alla cena con gli amici, Sebastiano aveva chiamato in disparte la padrona di casa chiedendole la restituzione di un grosso coltello che le aveva precedentemente regalato. Secondo la testimonianza della signora, Sebastiano riponeva il coltello nella borsa di Lilly e ne rilasciava in cambio un altro che aveva portato con sé. È dunque plausibile ritenere che Sebastiano, avviandosi verso casa, abbia effettuato una sosta per deporre il coltello inadeguato, unitamente ad un altro che aveva potuto reperire nella massa di lame da consegnare. Il quadro indiziario emerso, corroborato dagli altri elementi probatori, è solido e dunque ci aspettiamo una prossima iscrizione sul registro degli indagati di Mr. Visentin. Solo 3 settimane fa, in merito alla morte di Anna Resinovic, l'avvocato Nicodemo Gentile parlava di omicidio d'impeto e io rispondevo tramite un video, e anche a qualche amico mi scriveva su WhatsApp dicendo che Galleria Rossoni dimostrava premeditazione. Anticipare il passaggio al 13 sera e dichiararlo al 14 mattina significava che qualcosa non tornava nella mattinata di Sebastiano. Dopo solo 3 settimane Nicodemo Gentile e Penelope hanno virato e hanno depositato un'informativa alla procura chiedendo di rivedere la posizione di Sebastiano anche su questa base. Quindi si sono allineati con la mia storica ipotesi proposta in più video, però va sottolineato che rispetto alla mia costruzione a loro mancano molti elementi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.